Benvenuti in diretta su shritalia.com, il canale di comunicazione che abbiamo riattivato dal 1 di ottobre, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12:15. 15 minuti di notizie, approfondimenti e spunti sul mondo del lavoro. 15 minuti per fare il punto sulle cose che stanno cambiando. Come sempre, la nostra diretta è divisa in tre parti. La prima dedicata a tutte le novità dell'ultima ora. La seconda dedicata all'analisi delle domande e delle risposte che arrivano sul nostro canale espertolavoro.com. Infine la terza dedicata a storie, interviste e pillole di lavoro dal nostro magazine Laborability. Cominciamo con le novità dell'ultima ora. Entrerà in vigore nella giornata di domani, venerdì 6 novembre, l'ultimo DPCM emanato dal Presidente del Consiglio nella tarda serata di martedì 3 novembre. Pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale con una modifica dell'ultima ora che ha differito il termine di efficacia di entrata in vigore del decreto appunto a domani, venerdì 6 novembre, per allinearlo all'ordinanza del Ministero della Salute che è stata emanata nella serata di ieri e che ha sancito la suddivisione dell'intero territorio nazionale in tre fasce: gialla, arancione e rossa, in base al rischio di contagio da coronavirus. Da domani quindi l'Italia sarà suddivisa in tre fasce in base appunto all'indice di rischio che viene determinato da chi? Dal Comitato Tecnico Scientifico di concerto con le regioni sulla base di 21 indicatori di natura tecnica, come ad esempio l'andamento dell'indice RT, il numero di posti di terapia intensiva disponibili in ogni regione, nonché ad esempio la percentuale di contagiati in riferimento alla popolazione di ogni regione. Chiariamo subito che l'assegnazione di ogni regione nella fascia di appartenenza avrà una durata temporale di almeno 14-15 giorni, al superamento dei quali, se varia l'indicatore di rischio della regione, la regione potrà passare da una fascia ad un'altra, superiore oppure inferiore, a seconda appunto dell'andamento del grado di rischio. Queste misure, cioè il DPCM in vigore da domani, nonché la classificazione appunto delle regioni all'interno di tre diverse fasce mobili a questo punto, varrà da domani fino al 3 dicembre prossimo venturo. Andiamo a vedere allora queste regioni come sono state collocate. In fascia rossa ci sono 4 regioni, sono la Lombardia, il Piemonte, la Calabria e la Valle d'Aosta. In fascia arancione ci sono 2 sole regioni e sono la Sicilia e la Puglia. Tutte le altre 14 regioni italiane stanno in fascia gialla, quella a minor rischio di contagio. Non esiste una fascia verde, questo ad indicare che nessuna delle regioni, visto comunque l'andamento del quadro nazionale, è a rischio zero o a basso rischio ovviamente di contagio. Quindi le tre fasce sono fascia gialla, fascia arancione e fascia rossa, in ordine crescente di rischio di contagio. Andiamo a vedere quelle che sono le misure valide per tutto il territorio nazionale, ad eccezione della zona arancione e della zona rossa, vale a dire le misure sostanzialmente previste per le regioni che si trovano in zona gialla. E ovviamente, essendo le misure più, diciamo così, meno rigide, queste misure sono estese anche alla zona arancione e alle regioni in zona rossa, che però, a differenza di quelle in zona gialla, avranno poi un inasprimento di misure di restrizione e di limitazione che andremo adesso a vedere. Viene sancito il coprifuoco dalle ore 22 di sera alle 5 della mattina, con divieto quindi di spostamento, salvo che per comprovate esigenze di salute, lavoro o urgenza. Torna quindi l'autocertificazione, ci si può muovere all'interno di questa fascia oraria tra le 22 di sera e le 5 della mattina solo autocertificando l'esistenza di una di queste tre ragioni che consenta quindi diciamo così la violazione del coprifuoco.
In ambito di trasporto pubblico viene fortemente sconsigliato l'utilizzo di mezzi tanto di natura pubblica che di natura privata, quindi sconsigliati gli spostamenti se non per esigenze ovviamente urgenti e necessarie. E in particolare per quanto riguarda il trasporto pubblico la capienza dei posti viene ridotta ad un massimo del 50%. Le scuole, c'è un forte incentivo alla didattica a distanza, fissato in misura pari al 100% per le scuole superiori, mentre invece l'attività in presenza viene mantenuta per le scuole elementari e per le scuole medie, salvo però eccezioni e diversità di trattamento nelle regioni di fascia arancione e di fascia rossa, dove le misure sono più stringenti anche in riferimento alla didattica a distanza, ne parliamo subito dopo. Per quanto riguarda bar, locali e ristoranti viene confermata la chiusura a partire dalle ore 18 e salvo per le attività di consegna a domicilio e di asporto che restano consentite, viene disposta la chiusura oltre dei cinema e dei teatri anche per musei e mostre e vengono infine sospesi i concorsi salvo con l'esclusione di quelli per il personale sanitario. Per quanto riguarda i centri commerciali, in tutto il territorio nazionale vengono chiusi nel fine settimana, quindi sabato e domenica centri commerciali, oltre che nelle giornate festive, chiusi, ad eccezione di eventuali farmacie, negozi alimentari, tabacchi o edicole presenti all'interno dei centri commerciali che possono continuare a rimanere aperti ed operativi. Queste che abbiamo visto finora sono sostanzialmente le misure previste per la zona gialla, quindi in tutto il territorio nazionale, da cui si va a salire con le restrizioni se ci troviamo in zona arancione, quindi o Puglia o Sicilia, o in zona rossa. In zona arancione, quindi Puglia e Sicilia, sono vietati gli spostamenti da e per queste regioni, quindi in entrata e in uscita, e anche all'interno dei comuni presenti all'interno di queste due regioni, fatto sempre salvo il caso di particolari esigenze di salute, lavoro o d'urgenza da autocertificare. Per quanto riguarda la ristorazione, viene disposta la chiusura di pub, bar e ristoranti, che quindi non possono rimanere aperti fino alle ore 18, a differenza di quanto avviene invece per bar e ristoranti nella zona gialla. Viene però mantenuta la possibilità dell'asporto e delle consegne a domicilio anche per i ristoranti in zona arancione e anche per quelli, poi lo vedremo, in zona rossa. Passiamo appunto alla zona rossa, dove in termini di spostamenti la disciplina è la stessa delle regioni in zona arancione, vale a dire divieto di ingresso e di uscita sostanzialmente in queste regioni, sempre se non per comprovate ragioni di lavoro, salute o d'urgenza, e divieto di spostamento anche all'interno dei comuni di queste regioni che fanno parte della zona rossa. Gli esercizi commerciali sono chiusi, quindi oltre a bar o ristoranti, questa è la grande differenza, in zona rossa vengono anche chiusi tutti gli esercizi commerciali di ogni genere, salvo appunto particolari casi come quelli dei parrucchieri e dei centri di estetica. Per bar e ristoranti confermata la chiusura tutto il giorno, diciamo così, con possibilità però di continuare ad operare tramite consegne a domicilio o servizio di asporto. Per quanto riguarda le scuole, ecco, nella zona rossa sostanzialmente viene prevista la didattica a distanza per le scuole superiori, per le scuole medie, fatto salvo il caso del primo anno di scuola media, cioè scuole d'asilo elementari e fino alla prima media può continuare l'attività in presenza, dalla seconda media in poi didattica a distanza. Per quanto riguarda lo sport, vengono sospese in zona rossa tutte le attività anche nei centri all'aperto, fatto salvo il caso delle competizioni di rilievo nazionale. Viene consentito solamente a livello individuale lo svolgimento di attività motorie in prossimità della propria abitazione nel rispetto alla distanza di almeno 1 metro e comunque in forma esclusivamente individuale.
Passiamo adesso ad un'altra notizia di oggi, vale a dire l'Agenzia delle Entrate con un interpello del 3 novembre ha chiarito che il famoso bonus dei 100 euro, il premio presenza, introdotto ancora dal decreto Cura Italia di marzo, spetta anche al personale che svolge funzione sindacale, cioè che si trova ad usufruire di un permesso sindacale, purché l'attività svolta ovviamente sia stata fatta in presenza, non da remoto sostanzialmente o in videoconferenza. Anche a questi lavoratori spetta il bonus di 100 euro come se fossero stati presenti nel luogo di lavoro. Infine un chiarimento dell'INPS in materia di bonus babysitter, è uscito infatti un messaggio, è il numero 3999 del 30 ottobre, che ha chiarito che il bonus babysitter sostanzialmente, se vi ricordate, cos'era successo? Era successo che per un eccesso di domande che erano arrivate, alcune domande non sono state riscontrate dall'istituto, vale a dire il soggetto aveva fatto la prenotazione della domanda per poterne usufruire, ma poi non aveva ricevuto riscontro da parte dell'istituto per poter procedere poi all'appropriazione vera e propria del bonus di 1200 euro, poi esteso a 2000 euro ad esempio per il personale medico. L'INPS chiarisce, sono adesso scaduti o decorsi i termini per poter usufruire del bonus babysitter, ma l'INPS chiarisce che quelle domande che risultano in stato di rinuncia tacita perché non c'è stata l'appropriazione da parte del lavoratore potenziale beneficiario a causa del mancato invio dell'SMS da parte dell'INPS di notifica dell'accoglimento della domanda, oppure del mancato funzionamento dell'applicativo che il portale del bonus babysitter sul sito dell'INPS è stato per numerosi giorni non funzionante. L'INPS concede a questi soggetti la possibilità ancora di appropriarsi del bonus babysitter e riceveranno in tal senso un nuovo SMS da parte dell'istituto che consentirà sostanzialmente lo sblocco della procedura e consentirà a questi soggetti di poter accedere al bonus tramite appropriazione. Parliamo, chiariamolo, di lavoratori che avevano fatto la domanda entro i termini ma che non avevano ancora visto l'accoglimento della domanda per malfunzionamento o mala gestione da parte dell'INPS in riferimento alla domanda effettuata. Per quanto riguarda i webinar della settimana, vi ricordiamo che nel pomeriggio di oggi alle 15 nell'ambito dei cicli Reset Elisa Pavanello ci parlerà di tutti quelli che sono gli strumenti per lavorare a distanza e in gruppo, con un focus su tutta quella che è la disciplina della protezione dei dati. È sicuramente un argomento di attualità e di sicuro interesse. La settimana prossima invece cominceremo martedì, sempre alle 15, con sempre Elisa Pavanello che con Enrico Cavinato faranno il punto sul cosiddetto decreto Ristori bis. Sapete che è l'altra misura legislativa attesa nelle prossime ore, nelle prossime giornate, e quindi si farà il punto di tutte le misure, tutte le limitazioni previste nell'ultimo DPCM appunto di questa settimana, con anche l'indicazione di quelle che saranno le nuove misure compensative per fronteggiare queste limitazioni e queste restrizioni introdotte appunto dall'ultimo DPCM. Il giorno a seguire, vale a dire mercoledì 11 novembre, invece Valentina Fabruzzo e Simone Cocchetto faranno il punto della situazione su tutta la disciplina relativa a congedi, assenze, malattie, quarantene per causa Covid, e proseguiremo con quell'interessante e utile attività di Vademecum che abbiamo fatto per classificare tutte le possibili situazioni che si possono venire a creare in questa situazione di emergenza in riferimento alla gestione del rapporto lavorativo e alle assenze per Covid. Passiamo ora alla sezione delle domande e delle risposte. Prima domanda. È confermata la sospensione del versamento dei contributi INPS relativi ai lavoratori del mese di novembre 2020 per quelle aziende che hanno avuto limitazioni o restrizioni nell'ultimo DPCM del 24 ottobre 2020, penultimo DPCM del 24 ottobre 2020, perché poi c'è quello appunto che è uscito questa settimana? Risposta.
Sì, viene confermata la sospensione del versamento dei contributi. Infatti l'articolo 13 del decreto ristori ha previsto la sospensione dei versamenti e dei contributi INPS per il mese di competenza di novembre 2020, quindi in scadenza poi il versamento al 16 del mese successivo, vale a dire di dicembre. Le attività che ne possono beneficiare sono quelle interessate dalle limitazioni e dalle chiusure appunto disposte dal DPCM del 24 ottobre 2020, i cui codici Ateco sono poi stati evidenziati ed esplicitati nel decreto ristori, appunto il 137 2020. Seconda domanda. Se un'azienda ha chiesto la cassa ai sensi del decreto agosto, quindi per quelle prime 9 settimane del decreto agosto indipendenti dal calo di fatturato e quindi prive di contribuzione addizionale a carico datore di lavoro, se questa azienda chiede le prime 9 settimane ai sensi del decreto agosto, passa poi automaticamente alle 6 settimane previste dal decreto ristori se il periodo di cassa integrazione richiesto copre anche le giornate successive al 15 novembre? Risposta. Sì, a far data dal 16 novembre si passa automaticamente, dice la norma del decreto ristori, alle 6 settimane, quelle quindi non gratuite ma soggette sostanzialmente a contribuzione addizionale in base al calo di fatturato dell'azienda misurato nel primo semestre 2020 in riferimento al primo semestre 2019. Quindi c'è un passaggio automatico se per periodi riguardanti le giornate dal 15 novembre in poi alle 6 settimane del decreto ristori e vi ricordiamo però che sempre per il periodo dal 15 novembre in poi i settori interessati da sospensioni o riduzioni dell'attività ai sensi del DPCM del 24 di ottobre in riferimento a tali aziende non è prevista il versamento di contribuzione addizionale, quindi continuano a restare per queste aziende gratuite le 6 settimane del decreto ristori. Per qualsiasi altra domanda vi invitiamo a utilizzare il nostro portale espertolavoro.com che in tempi celeri vi darà le risposte che cercate. Infine la sezione storie, interviste e pillole di lavoro. La storia di oggi ci rinvia ad una recente sentenza del Tribunale di Milano che ha dichiarato il datore di lavoro responsabile di insulti e condotte umilianti all'indirizzo di un dipendente da parte di altri colleghi. Discriminazioni basate sul fattore razziale. Questo perché? Perché ai sensi dell'articolo 2087 del Codice Civile il datore di lavoro è responsabile sia dell'integrità fisica dei propri lavoratori ma anche della tutela della loro personalità morale. Per tale motivo anche il datore di lavoro è stato condannato nell'ambito di questa vicenda. Siamo arrivati alla fine, vi ringraziamo per l'attenzione e ci vediamo domani con la nuova diretta.